Ok, buongiorno. Tutto ok con voi? Dopo 4 anni, prima volta che sono qua in un palco, ringraziamo il nostro Dio per questo regalo e anche dei fratelli e sorelle che hanno lavorato. È prezioso vedere la Chiesa che lavora, la Chiesa che vive questa esperienza di servire il Signore, servendo uno agli altri. E oggi noi vogliamo qua adorare il nostro Dio, riconoscere questo nostro Dio. Di solito nella tradizione questa si chiama la Domenica delle Palme. E quando stavo pensando oggi su questa, ieri e oggi, no? Su questa Domenica delle Palme, c'era una folla di gente che stava riconoscendo Gesù come il Re. E è interessante che quella gente è arrivata al Re, Gesù entra in quella città, Gerusalemme, e era una grande festa. Ma passano 3-4 giorni, la stessa gente che stava esaltando, acclamando Gesù, comincia quel momento dopo a ucciderlo, no? E comincia a crocifiggerlo. E le persone sono così, noi siamo tante volte coinvolti no sentimento, e oggi noi stiamo pronti qua per glorificare il nostro Dio. Dopo domani già siamo un po' rattristati, no, non voglio cantare, non voglio leggere la Bibbia. E nossa instabilità é muito forte, mas Dio vuole da noi una costanza, perseveranza e non dare ascolto alle circostanze della vita. Così quando Gesù stava entrando in quella città, Gerusalemme, era riconosciuto come Lui veramente è. E dopo c'era una crocifissione che veramente anche Lui andava alla morte per noi. E eu devo pensare nella mia vita, della mia costanza, come io sono. Io sono molto guidato per i momenti, per circostanze, o c'è qualcosa nella mia vita che mi fa gioire, non importa le difficoltà. Perciò oggi, come vediamo, abbiamo un palco, l'ambiente già è climatizzato qua, ma queste sono le cose piccole. Sono cose piccole, ma io non posso gioire in queste cose. La mia grande gioia, mio grande entusiasmo, la mia ricchezza è perché Gesù mi ha salvato, mi ha dato la libertà e mi ha dato questo libero accesso alla presenza eterna del nostro Dio. Oggi sì, dobbiamo ringraziare il nostro Dio perché tante cose belle sono state cambiate negli ultimi 2 mesi. Ringraziamo a Lui. Ma il mio grande ringraziamento è perché io sono una persona libera dal peccato e sono salvo. Sono in Cristo Gesù. Perciò che noi vogliamo oggi iniziare questo culto qua ricordando che la mia vita deve essere costante con il mio Dio. Non sono le circostanze che mi fanno essere gioioso o triste, ma è questa costanza con il nostro Signore. E che questa costanza io posso avere sempre. Momenti difficili, tempesta, momenti belli, con sole, non importa. Io sto a adorare il mio Dio. Preghiamo. Come sta la tua vita oggi? Tu porta la gratitudine, tu porta la sofferenza, il dolore, che questo stai portando questa presenza, a presenza del Signore in questo momento. Nostro Padre, noi siamo qui questa mattina per adorarti, riconoscerti. Tu sei il nostro grande Dio. Grazie, Padre, delle grandi cose che tu fai e hai fatto nella nostra vita. Grazie, Padre, che noi siamo liberi per te, per adorarti, per vivere veramente la chiamata che tu ci hai donato, la chiamata dell'adorazione. Siamo qui questa mattina, Padre, a manifestare una gioia, un'allegria, un culto a te. E che questo culto, Padre, sia una celebrazione a te. Grazie, Padre, perché abbiamo questa libertà spirituale. E grazie, Padre, che questa settimana che sta entrando ricordiamo di modo molto intenso una sofferenza, un dolore, un sacrificio per noi. Ricordiamo, Padre, la sofferenza e la morte di Cristo Gesù per noi. Ricordiamo un sangue versato per noi. Ricordiamo, Padre, la risurrezione, la vita eterna, la vittoria sull'ultimo nemico che era la morte. Perciò, Padre, noi siamo vittoriosi in Cristo Gesù
e possiamo offrirti questo culto sapendo, Padre, che la morte non è più la nostra nemica, già è stata distrutta. Che adesso, Padre, l'eternità fa parte della nostra vita, la vita eterna. Grazie. Grazie per questo momento, Padre, che possiamo vivere, e grazie per questo culto che offriamo a te, Padre. Grazie. E è solo a te, solo per te. Siamo grati a te, oh Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo salutare le persone al nostro fianco. Buongiorno, come stai? Da dove vieni? Come è stata la tua settimana? Come è stata la tua giornata? Possiamo iniziare questo culto celebrando il nostro Dio e riconoscendo che Lui è il nostro grande Signore. E adorazione a Lui, riconoscimento a Lui, e vivere questa esperienza solo per Lui e con Lui. È Lui il nostro grande Dio. Adoriamo, cantiamo e offriamo questo culto a Lui.
questo è il momento per adorare. Amen. Nel momento delle difficoltà, nei momenti di gioia, di tribolazione, di felicità, dobbiamo comunque adorare il Signore. Amen. E riconoscere che Lui è la nostra pace, la nostra gioia, il nostro luogo sicuro. Cantiamo, tu sei la mia gioia. Amen. Signori, che apri mare, sei Dio di tutta la creazione, tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore,
di ogni lode, la città del nostro Dio è luogo santo, la gioia della terra. Grande è Signore, Lui abbiamo la vittoria, da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo dare vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode, la città del nostro Dio è luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria, da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Sei Re. Sei Signore, noi in questo momento ti esaltiamo, Padre. Vogliamo renderti una lode vera, Padre, nel nostro cuore, Signore. In questo momento, Signore, noi vogliamo innalzare le nostre voci, Signore, per esaltarti, Padre.
che ogni ginocchio si pieghi davanti a te, davanti alla tua presenza, Signore, e che ogni lingua confessi, Signore, che tu sei Re, Padre, che tu sei grande, Signore, che ogni cuore possa aprirsi davanti a te, Signore, che ogni persona possa incontrare la pace in te, Signore, la gioia in te, Padre. Ti ringrazio, Signore, perché ci accompagni ogni giorno, Padre, e ci dai un proposito, Signore. Senza di te non siamo niente, Signore. Senza di te le nostre vite non hanno un proposito, non hanno un fine, Padre, ma con te ogni cosa ha senso, Signore. Che tu sia lodato in eterno, Padre, che le nostre azioni, le nostre voci, Padre, possano innalzarti, Signore, e che un giorno, Signore, ogni persona possa riconoscere la tua grandezza, Padre, che tu sei Re sopra ogni cosa. Amen. Esaltato, il Re esaltato nel cielo, io lo lodo, egli è esaltato, per sempre esaltato, io loderò suo nome, egli è il Signore, la sua verità la terra e il cielo gioiscano nel suo nome, egli è esaltato, il Re esaltato nel cielo, egli è esaltato, il Re esaltato nel cielo, io lodo, egli è esaltato, per sempre esaltato, io loderò suo nome, egli è il Signore, la sua verità regnerà, la terra e il cielo gioiscano nel suo nome, egli è esaltato, il Re esaltato nel cielo, egli è il Signore, la sua verità regnerà, la terra e il cielo gioiscano nel suo nome, egli è esaltato, il Re esaltato nel cielo, egli è esaltato, il Re esaltato nel cielo, egli è esaltato, il Re esaltato nel Amen, Signore, tu sei esaltato, Padre. Ti ringrazio per questo momento dove possiamo essere nella tua presenza, Padre. Ti ringrazio perché abbiamo la possibilità di esaltarti, Signore, per quanto siamo piccoli, Signore, davanti a te, Signore. Noi alziamo una lode a te, Padre. Che tu sia lodato in eterno tramite le nostre parole, Signore, tramite le nostre vite, Signore. Che tu possa essere lodato in eterno, Padre, e che ogni cosa che noi facciamo possa essere verso di te, Signore, che ogni nostro pensiero possa essere rivolto verso di te, non verso i nostri problemi, Signore, ma che possiamo trovare un proposito in te, Signore, nel tuo nome, Padre. Che possiamo ascoltare di più la tua voce, Signore, che tu possa aprire i nostri occhi spirituali, Padre, che tu possa mostrarci le cose come tu vuoi, Padre, che sia fatta la tua volontà tramite le nostre vite, Padre. Che il tuo regno venga sulle nostre vite, Padre. Possiamo fare la tua volontà, Padre. Aiutaci a cambiare, Signore, cambiaci come tu vuoi, Padre. In nome di Gesù. Amen.
Potete sedervi. Ele é? Ele é? É o Senhor é exaltato, é o nosso Senhor. E é precioso adorar e manifestare questa lode ao nostro Dio, questa adorazione a Lui. Come è stata la tua settimana di adorazione? Come è stata? Tu hai vissuto questa esperienza in famiglia, da solo, nel lavoro, adorare a Lui, riconoscere Lui? E questa esperienza che noi dobbiamo vivere ogni giorno, in modo che possiamo arrivare una domenica qua pieno di questo Dio, no? Pieno della sua grazia. Ieri eravamo qua con un bellissimo gruppo di coppia e quanto bello vedere quello gruppo lì cercando vivere una grande esperienza. Domenica alla chiesa qua abbiamo fatto una grande festa e quanto è bello vedere la chiesa in adorazione al nostro Dio e quante cose Dio sta facendo con noi. E hoje vogliamo ritornare a studiare o livro di Efesini, stiamo arrivando al capitolo numero 4, e qua ci sono delle caratteristiche molto interessanti in Efesini capitolo 4, perché o noi siamo cristiani o noi non siamo cristiani. Non esiste cristiano metà strada, o sei o non sei. E o modo di essere cristiano si manifesta dentro della Chiesa, come si manifesta fuori della Chiesa. Ma quanto è importante vedere queste manifestazioni dentro della Chiesa, in modo che quelli di fuori possano vedere e percepire veramente o nostro grande Dio. 2 settimane fa io ho fatto la meditazione sulla storia di Rahab. E è interessante, quando stavo preparando quella meditazione, io mi sono fermato 2 o 3 volte per ristudiare la storia di Rahab, perché era una prostituta. E questa prostituta entra nella genealogia di Gesù e lei entra in quello elenco di Ebrei capitolo 11, una eroina di fede. E cominciamo a pensare, io stavo pensando con la meditazione, come che Dio fa delle cose che è fuori della nostra logica, ma questa Rahab entra nella genealogia di Gesù e entra in Ebrei 11, dove c'è una eroina di fede. E lei non era un'ebrea. Lei ha visto i miracoli di Dio tramite il popolo di Israele e quando le spie sono andate a Gerico, lei ha detto: il vostro Dio ha fatto delle cose grandi. E quando cominciò, stavo pensando in quella meditazione, pensando tante volte a noi, dentro della Chiesa, non riusciamo a vedere le grandi cose del Signore e quello di fuori vedono. Il Signore fa delle cose grandi in mezzo a noi, con noi. E perciò il testo di Salmo 126, noi siamo nella gioia. Io non posso dimenticare di ricordare le grandi cose che il Signore fece nella mia vita o fa nella mia vita. Il Signore è prezioso e fa e continua a fare delle grandi cose. Perciò quanto è importante ricordare, perché io non posso dimenticare. Noi celebriamo la cena del Signore una volta al mese per ricordare il sacrificio di Gesù per noi. Noi veniamo qua una volta alla settimana per celebrare un culto, per ricordare le grandi cose che il Signore sta facendo per noi. Io ogni giorno, prima di dormire, io devo pregare e ricordare quello che il Signore fece per me in quella giornata. Io non posso perdere la mia gioia di ricordare quante cose il Signore ha fatto per me. Perché quando la nostra vita è troppo concentrata in noi stessi, noi sempre abbiamo un muso, no? Beh, mi manca. Ti manca qualcosa o no? Non manca niente, no? Non manca niente. Sono sicuro di questo. Efesini 4, 1-3, leggiamo qua. E vediamo adesso dei principi interessanti di Paolo, perché Paolo scrisse questa lettera e Paolo qua si identifica con una parola che per noi è una parola forte, ma cosa lui dice? Io dunque il prigioniero del Signore vi esorto. E dopo viene con l'altra parola anche forte, a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta.
com ogni umiltà e mansuetudine, com pazienza, sopportandovi gli uni agli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Nosso Padre, noi vogliamo condividere, ascoltare, vedere le grandi cose che tu fai, ma soprattutto, Padre, trasmettere quello che tu, la tua parola, che lo Spirito Santo, Padre, rivela nel nostro cuore, rivela nella nostra mente e apri, oh Padre, o nosso cuore in modo che possiamo vivere questa nuova esperienza di fede con te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Dove era Paulo? Si pensa che era in prigione. Ossia, Paulo aveva una situazione molto delicata, lui era in prigione, ma forse lui era a Roma, e questa città era Éfeso. In quel periodo non aveva telefonino, non aveva WhatsApp, ma Paulo stava scrivendo una lettera per chiedere o per informare o per rivelare o per esortare, per parlare alla chiesa di Éfeso delle caratteristiche che loro dovevano vivere. Ossia, lui sta passando qua dei principi importanti nella storia di fede. Perciò il principio, la priorità che la Chiesa doveva inserire come Chiesa, in modo che fosse una Chiesa rilevante, e rilevante non significa solo fare opera sociale, ma essere rilevante in mezzo a una società che era marcia. Perciò a Éfeso noi sappiamo dove c'era là una grande idolatria, e adesso Paolo inserisce questo qua, dei concetti importanti, princípio di basilari di fede che la Chiesa doveva vivere come unità. Ossia, o grande grido di Paulo e o grande grido che noi facciamo, che la Chiesa deve essere unita. Se non c'è unità, non c'è la testimonianza di Cristo. Perciò Paolo stava dicendo: io sono in prigione per una causa nobile, io sono in prigione, ma voi che siete lì liberi dovete continuare a vivere una esperienza di unità di corpo di Chiesa. Perciò noi viviamo oggi qua in Itália, um paese che esiste una radice fortissima, una radice culturale e religiosa molto forte, dove il senso di appartenenza a una religione, di un'appartenenza a una chiesa, è molto forte per questo popolo che noi viviamo qua. Ma tante volte noi entriamo com um mundo narcisista che noi siamo, egoísta che noi siamo, e se la chiesa non mi piace, che cosa noi facciamo? Che cosa facciamo? Dividiamo. Criamo l'altra chiesa, andiamo dall'altra parte. Questo è un narcisismo, questo è un egoísmo. Ossia, Paulo stava combatendo contro questo. E noi viviamo in una cultura qua italiana dove questo non esiste. E quanto è interessante vedere quando parlo con le persone qua di questa cultura e dico: Pastor Caio, non riesco a capire. Io ho detto: neanche io. E nella nostra mentalità non esiste questo, neanche io. E neanche nella mentalità di Paulo. E Paulo era in prigione per un principio importante. Ossia, noi dobbiamo imparare e sapere che noi dobbiamo morire per noi stessi, per creare il senso di unità di corpo, e è questo modo di essere un cristiano. Perciò Dio, sapendo di questa responsabilità che la Chiesa di Éfeso o di Efesini stava vivendo, Dio invia a Paulo um messaggio dello Spirito Santo, e questo Paulo invia una lettera a questa Chiesa. Perciò questa parola qua è molto importante. Comportatevi secondo la vostra vocazione. Eu non sono qua stato chiamato a comportar-me come io sono. Eu sono morto in Cristo Gesù. Io non desidero più le cose per me come io sono. Io sono morto in Cristo, adesso devo fare quello che Cristo mi insegna a fare. Perciò il primo punto di questo messaggio è questa prima frase di Paulo: eu sono un prigioniero. Qual era a causa che Paulo era un prigioniero? Perché lui era un prigioniero? Aveva commesso qualche delitto? Qual era a causa? Aveva rubato? Aveva fatto qualcosa? Ucciso qualcuno? No. Stava predicando il Vangelo. Stava parlando del principio di Cristo. Stava parlando della salvezza. Paulo era in prigione per una causa che nella nostra mentalità è una causa nobile, e deve essere, ma è una causa che non deve portare in prigione. Tu já sei grato a Dio perché sei stato perseguitato ieri, questa settimana? Tu já ringraziato a Dio perché la tua famiglia ti perseguita perché tu sei un cristiano? Tu já ringraziato a Dio perché nel tuo lavoro la gente ti perseguita perché tu manifesta dei valori di Cristo? Tu já ringraziato a Dio per questo? O tu cominci a lamentarti, a pregare: Dio mi togli questo? E Paulo non stava se lamentando.
Paolo era in prigione per una causa nobile, Paolo era in prigione là non perché aveva commesso qualche sbaglio, Paolo era in prigione e stava ringraziando anche il Signore come prigioniero, e con molto orgoglio lui diceva questo. Perciò lui era in prigione non perché aveva commesso un delitto, ma perché lui aveva predicato e vivendo un comportamento di un cristiano. E quando sono una persona cristiana, ci sono l'opposizione a questo che il Signore ci insegna. Perciò la prigione è un valore nobile per un cristiano. E tante volte nós scappiamo. Eu penso que eu já condiviso com a Chiesa uma experiência de um pastor amigo meu que é andato in Cina e é andato a predicare un corso di formazione dei pastori, e lui è andato proprio alla parte più interna in Cina, e alla sera, dopo che ha fatto questo corso, è andato a riposare e ha cominciato a sentire pianto, e lui chiama il traduttore ha detto: pastore, sta succedendo una situazione molto delicata, perché un gruppo che doveva venire non è arrivato, perché la polizia qua locale hanno scoperto che loro erano cristiani, stavano venendo questo corso e hanno messo loro in galera. E qua loro stanno piangendo, perché? Perché non siamo noi i perseguitati, e sono loro? Quale sbaglio nella nostra vita che non sono stati noi andare in carcere? Noi qua, come spirituali, che cosa diciamo? Facciamo un momento di preghiera per i nostri fratelli che sono in carcere, che Dio possa liberare. Sì o no? E può darsi che sia il pastore di questa chiesa che poteva fare questo incontro di preghiera per questa notte di pregare per i fratelli in carcere. Noi stiamo perdendo il senso di essere cristiano. E Paulo era in carcere perché lui stava predicando il Vangelo e per lui era una causa nobile. E nós stiamo perdendo o senso di essere cristiano perché stiamo cercando la nostra libertà, il nostro benessere, il nostro orario più tranquillo, e nós stiamo perdendo o essere di essere cristiano. Perciò un discepolo prende la sua croce e segue Cristo. Ossia, se non c'è la mia morte, non c'è il senso di essere cristiano. Perciò che Gesù affermò: vuoi essere un discepolo mio? Vuoi essere un discepolo? Prendi la tua croce, muore e seguimi. Ah, tu vuoi seguirmi? Lascia tutti i tuoi beni, consegna e vendi tutto, dai ai poveri e seguimi. Ossia, essere cristiano è una mentalità nuova, perciò che la conversione è una metamorfosi, ossia io cambio il mio modo di pensare e di ragionare. Io devo abbandonare quel principio che il mondo mi ha insegnato finora. E Paulo stava affermando che era in prigione per una conseguenza di una fede. E noi dobbiamo vivere questa pazzia del Signore. E è questa pazzia do Signore che mi fa sapiente in questo mondo che si pensa di essere saggio. Perciò è questo che Dio mi insegna. Io devo avere orgoglio di aver sofferto la persecuzione. Quando mi sono convertito, la mia famiglia mi ha messo fuori di casa, dopo uno cercato di uccidermi, perché io ero un scandalo alla famiglia, perché io portavo una Bibbia di colore nera sotto il braccio per andare in chiesa. Chi non si ricorda di questo tempo, nel mio tempo, si andava in chiesa a piedi, io facevo 2-3 chilometri a piedi, portando una Bibbia di colore nero di questa misura, e noi eravamo conosciuti come i Bibbie. Ossia, se no teu tempo não existeva coisa que hoje tu porta a tua Bíblia qua no telefonino dentro della tasca, tu ti vesti come una persona, come si dice, normale, sembra che non provoca nessun scandalo, ma io vivevo questa esperienza. Ma quella persona che ha cercato di uccidermi, grazie a Dio, dopo anni ho battezzato questa persona. Quella persona che mi ha messo fuori di casa, grazie a Dio, hanno vissuto delle esperienze di fede che oggi stanno cercando il Signore. Ossia, quello che sembrava una persecuzione demoníaca non era. Era una persecuzione che il Signore aveva permesso e la sua gloria si è manifestata. Perciò questo Paolo, che era in prigione adesso, stava dicendo: io non sono in mezzo a voi. Io non sono in mezzo a voi, ma io vi chiedo a voi come chiesa adesso, in modo che la mia prigione possa avere un valore più alto, di avere un comportamento degno della vocazione della vostra chiamata. Qual è la tua chiamata? Qual è il tuo comportamento? Qual è il tuo atteggiamento? Qual è il tuo stile di vita? È questo che Paolo stava dicendo. Io sono in prigione per una causa nobile, ma che voi che siete liberi adesso, voi dovete continuare questa storia con quella libertà che avete, ma con un comportamento degno della vocazione. Perciò che Paolo usa questa parola: vi esorto
comportamento, stile di vita. Cristiano non è solo con la bocca, è con stile di vita, anche con la bocca, un modo come che pronuncia le parole. Perciò sembra che qualcosa non esisteva nella comunità di Efesini, o sembra che c'era qualcosa che doveva migliorare in quella comunità, e Paolo stava adesso insegnando delle parole importanti. Perciò Paolo, da lontano, sapendo ou não sappiamo di questa storia, perché forse è andato un spia a Efeso e dopo è andato a carcere a Roma, e ha raccontato: Paolo sta succedendo questo a Efeso. Fa una lettera, ma lo Spirito Santo è stato lo spia e Paolo fa questa lettera. Perciò adesso Paolo dice: esiste una vocazione di un cristiano, e la vocazione non è solo per i pastori, è per te, è per tutti noi. E questa vocazione devo comportarmi. E adesso questo soffrire e morire deve fare parte della mia vita. Eu non devo allontanarmi dalla sofferenza e neanche do risco della morte pela causa di Cristo. Eu devo stare vicino. E perciò le due parole che Paolo lavora qua all'inizio è molto interessanti. Con umiltà e mansuetudine. Com umiltà e mansuetudine. Perché só um stile de vida que proviene di Cristo eu posso essere mansueto e avere l'umiltà. Umiltà e mansuetudine. Quando stavo leggendo questo testo, qualche settimana fa, ho ricevuto una predica molto interessante che parlava della mansuetudine. Eu ho detto: wow, e veramente è proprio così. La mansuetudine è un concetto molto forte che per noi sembra una pazzia. Ma la mansuetudine è questo. Mansuetudine non c'entra niente con la pazienza, è l'altra storia. Che cosa è una persona mansueta? E questo è vero, la persona mansueta non è un attributo naturale. Tu non sei mansueto perché tu sei nato in una famiglia di persone tranquille. La mansuetudine è una caratteristica che proviene dallo Spirito Santo di Dio. Eu não sono mansueto perché io ho una tendenza di essere mansueto. O meu caráter é così, pastor. Calma. O mansueto é um atributo que proviene do Signore e o Spirito Santo nella libertà della mia vita può cominciare a transformare o meu modo di essere, e adesso essere mansueto è qualcosa che proviene do Signore. È una grazia do Signore. Perciò non è collegata al mio temperamento. Tante volte, io sono così, io sono esplosivo. Calma, non c'entra niente. Mansueto non è questo. Mansueto non è essere impassibile, non è stare impassibile davanti alle situazioni, insensibile, indolente, apatico, senza coraggio. Questo non è un mansueto. O mansueto sofre come un martire per una causa di Cristo. O mansueto sofre come un martire difendendo la fede. Gesù era un mansueto o no? Sì o no? Ma lui ha preso una verga e è andato là con quel mercante. E Gesù era mansueto o no? Gesù era mansueto. E fece quello. Gesù era mansueto o no? Ma lui è chiamato di ipocrita e religiosi che si diceva di essere. Ma Gesù è chiamato di ipocrita. Ma Gesù era mansueto. Gesù era mansueto, ma ha chiamato Pietro di o diavolo che è in te. Ma Gesù è mansueto. Perciò io non posso essere passivo, non posso essere indolente, eu non posso essere quella persona che sta in silenzio davanti all'ingiustizia e do sbaglio. No, calma, questo non è un mansueto. Perciò Gesù era un mansueto e è andato fino alla croce, in sofferenza fino alla croce, perché stava difendendo una causa per noi. Perciò un mansueto anche difende una causa. Perciò che un mansueto non significa essere amici di tutti. Io sono una persona politicamente corretta, mi adatto a tutti, sono tranquillo con tutti. Calma, questo non è un mansueto. Non possiamo stare passivi davanti a una ingiustizia, davanti all'inganno e pensare: no, eu non voglio coinvolgermi, io sarò così. Questo non è un mansueto. Perciò noi dobbiamo chiamare o male di male e o bene di bene. Ossia, noi non possiamo applaudire quello che sta succedendo di sbagliato. Nós não podemos estar em silêncio davanti a um grosso problema. Ou seja, eu devo haver um atteggiamento anche come um mansueto. Perciò o mansueto não é uma pessoa que é um controle externo, mas dentro c'è uma tempesta dentro.
O mansueto é qualquer coisa que proviene do Senhor, é uma característica que proviene do Senhor e é o Senhor que te dá. Perciò quando Paulo estava dizendo, essere umili e la mansuetudine, é dentro dela. Buongiorno, tutto bene? Hoje é mancato o café? É dentro della chiesa. Adesso nós cominciamo a vedere o mansueto dentro della chiesa, com humildade, em modo de criar um solo corpo dentro della chiesa. De haver um solo espírito dentro della chiesa. Perciò o mansueto é uma pessoa completamente sottomessa alla volontà del Padre. O mansueto é completamente sottomesso alla guida del Signore. Perciò o mansueto não se rebella quello che succede nella sua vita. La mansuetudine è cercare quello che Dio desidera e non quello che io cerco di fare nella mia vita. O mansueto não se rebella a quello che il Signore dice. Perciò esiste una sottomissione completa a quello che Dio fa. Chi si ricorda di un personaggio che tutto stava andando storto e nonostante questo non si ribellava contro il Signore? Giobbe. E la moglie di Giobbe che cosa diceva? Adesso abbandona o teu Dio. Io sono sottomesso al Signore anche che ho perso la mia famiglia, ho perso il lavoro, ho perso la mia casa, ho perso tutto, anche la mia salute. Io sono completamente sottomesso alla direzione del Signore e alla volontà del Signore. Una persona sottomessa accetta tutto quello che il Signore fa. Perciò sembra che quello sembra una cosa sbagliata, è il Signore che sta lavorando e agendo. Perciò o Signore era in quel momento con Giobbe, Giobbe riconosceva. Eu sono sottomesso alla guida del Signore. Interessante, lo stesso Paolo che scrisse questa lettera con la mansuetudine. Paolo è stato sottomesso al Signore perché dove era lui? Dove era lui? Dove lui voleva andare? Chi si ricorda? Lui stava facendo il primo viaggio, il secondo viaggio, dopo il terzo viaggio, ma lui voleva fare un viaggio dove? Non era solo a Roma, c'era un luogo più lontano ancora. Voglio andare in Spagna a predicare o Evangelho in Spagna e Dio lo ha messo in carcere. Nella nostra logica umana, Paolo doveva essere libero, perché lui stava predicando il Vangelo dappertutto. E come Dio adesso inserisce Paolo in un carcere? Ma la sua mansuetudine, lui ha accettato la volontà del Signore e lui è andato in carcere. Paolo è andato a Spagna? Non è andato in Spagna. E quanti di noi facciamo un progetto di fare la opera del Signore di qua, di là, e il Signore dice, no Caio, carcere. Signore, carcere. Ah, ma io vorrei cantare, io vorrei lodare, io vorrei suonare, io voglio fare con il Signore. Calma, ti tolgo adesso tutti i tuoi doni che ti ho dato e anche talento. Tu accetta questo con mansuetudine? È questa la mansuetudine del Signore. Io lo so che sono completamente sotto la missione del Signore. La missione del Signore, io sono sotto. Io lascio il Signore fare l'opera, non sono io. Dio impedisce Paolo di andare a Spagna. Dio fa l'opera come Lui vuole. La opera di Dio non era di Paolo. La opera non è tua, la opera è di Dio. E se Dio vuole togliere quello che tu stai sognando per Lui, Dio può fare questo. E la mansuetudine è essere completamente sottomesso a questa direzione del Signore. Perciò che in Filippesi Paolo dice una frase fortissima: posso tutte le cose in colui che mi fortifica. Sono in carcere. Ma io posso tutte le cose in colui che mi fortifica. Sono in carcere. Ossia, Dio ha tolto di Paolo un sogno suo personale, ma ha dato a Paolo la ricchezza di scrivere delle lettere in modo che io possa imparare il concetto della mansuetudine dentro della Chiesa. Perciò essere qua un solo corpo con la mansuetudine è essere completamente sottomesso a quello che il Signore guida. Tu hai difficoltà tante volte con la decisione di un'autorità? Eu sempre dico, existe uma grande diferença, obbedienza e concordanza. Io faccio se eu sono d'accordo. Questo non è obbedienza. Questa è concordanza. E concordanza entra come ribellione.
Quando io non sono d'accordo, ma io faccio, io sono ubbidiente. Signore, io vorrei andare in Spagna. Tu andrai in carcere a Roma. Signore, è in Spagna. Carcere a Roma. Io faccio quello che voglio di te. Io ti do dell'autorità per fare quello che io desidero di te. È questo il senso della mansuetudine. E perciò in mezzo ao popolo di Dio la mansuetudine ci fa essere un solo corpo, una unità. E é quello che Paulo stava clamando e dicendo: eu imploro, eu estou exortando che voi avete un comportamento della vocazione che vi è stata chiamata di essere mansueti in mezzo alla congregazione, ao gruppo, alla gente. Seconda caratteristica importante del mansueto è come un animale domato. Qual é o animale più ribelle, più forte che tu conosci nella natura? Quale? Leone. Dentro di me c'è un leone, ma devo essere domato. È lo Spirito Santo che deve domare la mia vita. Io non perco questa caratteristica di questo leone. Tutta quella forza, tutta quella energia deve essere domata dal Signore. Io non perco la mia identità come persona, io non perco la forza come persona, io non perco il mio modo di ragionamento nel Signore, io non perco, ma è tutto domato dal Signore. È come quell'animale adesso che è domato da una persona e è guidato. Così quando lo Spirito Santo entra nella mia vita, comincia a domare la mia vita, io sarò domato dallo Spirito Santo, e quando sono domato dallo Spirito Santo, adesso io sono diverso. La mansuetudine, il mansueto è domato dal Signore. Perciò quell'animale feroce, quel feroce animale che mantiene la sua forza, ma è domato da qualcuno. Perciò la tua forza è guidata per il bene, è guidata per servire, è guidata a quello che è d'accordo con il Signore. Perciò Paulo, con quella sua energia e la capacità, era domato dal Signore e manifestava quelle lettere forti e pungenti, domata dal Signore. E la mia vita deve essere lo stesso modo, eu continuo a essere come io sono, ma c'è l'educazione, c'è il mio modo di parlare, è domato, è guidato dal Signore, è il Signore che mi fa questo. Proverbi 16, 32. Qua dice paziente, c'è l'altra versione che è mansueto, c'è l'altra versione che dice che controlla il spirito. Ossia, il paziente vale più di un eroe. Chi domina se stesso vale più di che quello che conquista una città. Quando qualcuno ti dice una parola che tu sei stato domato, sei mansueto, o tu lascia che quella leonessa, quello leone dentro di te possa scatenare tante ferite. Quello che domina se stesso vale di più di una conquista di una città. Domínio da lira, domínio di se stesso vale molto di più di conquistare una città. O domato ha l'autocontrollo dallo Spirito Santo di Dio. Paulo stava a questo momento dicendo: io sto esortando, sto gridando alla comunità di Efesini, estou gridando agli Efesini che loro possa avere un comportamento degno della vocazione e che voi potete essere mansueti, domati dallo Spirito Santo e non permettere che questa la vostra ira possa incendiare qualcosa in mezzo a voi e creare conflitto e danno in mezzo a voi, perché finirà la testimonianza di quello che Cristo ha fatto per voi e la città di Efeso non conoscerà la gloria del Signore. Io sono incarcerato qua e adesso voi está criando uma figuraccia ali a Éfeso. Não, eu vi exorto a avere questa mansuetudine tra di voi, di essere domati dallo Spirito Santo e nel momento di una difficoltà in mezzo a voi, la mansuetudine possa manifestar-se e la gente di fora comincia a dire: c'è qualcosa di più là. C'è lo Spirito Santo di Dio che sta domando ogni persona di quella chiesa, di quella comunità. È questo grido che stava succedendo.
Perciò io solo sono mansueto se io abbandono il mio diritto per vedere la opera di Dio crescendo. Io difendo il mio diritto. Tu ce l'hai ancora questa mentalità? Io difendo il mio diritto. Non esiste per un cristiano difendere il suo diritto. Uno, noi siamo servo non ha diritto. Due, chi difende il tuo diritto è il Signore, non sei tu. Quello che io penso... Calma, mansueto. Ao domínio domato, allo spirito domato dal Signore. E é questo che si deve manifestare in mezzo alla comunità. Che il Signore possa guidar-te in questo. Perciò questo è un mansueto. L'altra caratteristica, eu devo essere davanti a Dio quello che io sono davanti agli uomini. Eu devo essere davanti agli uomini quello che io sono davanti a Dio. Quando tu sei ali com tuo cuore triste e tu cominci a pregare o Signore, che cosa tu dici? Signore, misericórdia di me, perché io sono un peccatore, perché io faccio questo, io faccio questo, faccio questo, faccio quello. Tu fai questo nel tuo momento di preghiera? Se tu non fai, devi fare. Io sono miserabile. E questo che io sono davanti a Dio, eu devo essere davanti agli uomini, trasparenza. O mansueto non nasconde questo. Io sono miserabile, io sono un peccatore, io sbaglio. Io sono una persona che sono dei momenti che io non prego, neanche leggo la Bibbia. Qual è il problema di fare questa confessione? È un scandalo. O scandalo peggiore è nascondere quello che tu sei. Perciò ci sono dei momenti che io devo combattere con me stesso per avere un momento di preghiera e leggere la parola e avere disciplina su questo. Qual è il problema di confessare questo davanti agli uomini, quello che io confesso davanti a Dio? E tante volte nós criamos uma máscara davanti a Dio, un'altra máscara davanti agli uomini, e Dio dice, togli questa máscara, tu conosco il tuo cuore, conosco ancora i tuoi pensieri che non sono neanche usciti. Ma davanti agli uomini, eu crio una máscara di super spirituale che io non sono. Un mansueto non ha vergogna di essere quello che lui veramente è. Perciò noi dobbiamo confessare i nostri peccati uno agli altri per essere guariti. E nós pensamos de questa superficialità e de questa arrogância umana che io non posso fare questo. Quando nós stiamo in preghiera, nós riconosciamo quanto piccolo nós siamo. E quando nós siamo qua in chiesa dobbiamo riconoscere, non so se ho condiviso già con questa chiesa o nelle altre, circa 6, 3, 4, 5 mesi fa ho parlato con il pastore Sandro e mi sento un verme. Eu chiesto, pastore Sandro mi aiuta, mi sento distrutto, un verme. E sono stato consolato in quel momento. E qual è il problema di dire ao pastore Sandro che eu me sentivo un verme? Puoi immaginare lui ascoltando questo di me? Pastore, calma, tu sei il responsabile qua. Mi sento un verme. Perché tutto quello che sto cercando di fare, sognando per il Signore, sembra che sparisce. In quel periodo mi sentivo un nulla. Ma in quel momento fu necessario dire a lui, eu dovevo dire a qualcuno. Eu não so se tu já hai vissuto com essa experiência de parlare com qualcuno e dire, eu me sento hoje um miserável, non ce la faccio, e perché nascondere quello che tu stai soffrendo? Confessa a tua impotência, confessa a tua dificuldade, confessa i tuoi peccati, confessa i tuoi problemi, perché è lì che viene la guarigione. Perciò una persona deve essere lei come è. E non c'è nessuna vergogna di confessare i nostri punti deboli. E noi dobbiamo essere qui, altrimenti non siamo una famiglia. O título di qua è comportando-vi come una famiglia di Dio. E dentro de casa, eu confesso. Como voi sapete, stiamo vivendo una situazione molto delicata in Brasile con la mia famiglia, la situazione sarà lunga. E tutti i giorni io parlo con la mia sorella. E questa settimana, un giorno, lei piangeva e ha parlato, stava ascoltando il pianto della mia sorella. Ma questo non è solo della famiglia nella carne. Io devo ascoltare e devo piangere con la famiglia spirituale dentro della chiesa. Perché qua noi non siamo un club, non siamo un ghetto, noi siamo una chiesa. E questa chiesa è lì che io soffro, è lì che condivido, è lì che c'è la vita.
Voi non potete immaginare, dopo quando ho detto ao pastor Alessandro que eu era um verme, me sentiva um verme, sono uscito di quella sala lì, uau, leggero, libero, tranquillo, in pace, mansueto. Tu já fatto questa esperienza? C'è una storia che conosce il fratello Andrea, quello è stato contrabbandista di Dio, no? E lui racconta una storia che si è tornata pubblica. Un giorno lui riceve una lettera di una sorella e una lettera piena di offesa contro di lui, una lettera piena di parole offensive contro di lui. E nel primo momento, qual è stato il suo comportamento? Di rispondere a quella lettera in modo offensivo. Si è autocontrollato, si è lasciato e alla fine, dopo un tempo, lui scrisse una lettera a questa sorella dicendo: sorella, sei stato troppo dolce con le tue parole. Io sono peggio di questo. Io sono peggio. Se tu conoscessi la mia vita come eu veramente sono, tu potevi scrivere una lettera ancora peggiore. Mansueto è così. Eu sempre digo, se voi parlate coisa negativa di pastore Caio, c'è qualcosa di più. Fai un incontro con Astrid e lei comincerà a raccontare a voi le cose peggiori ancora. Siamo così. C'è qualcuno perfetto qua? Così o mansueto, non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema, non nasconde. O mansueto sopporta l'ingiuria. Quando é provocado, está em silêncio. O mansueto, lui é o ubriaco do Espírito Santo. E não divino, neanche d'ira. O mansueto é pieno do Espírito e vive no Espírito. Perciò o mansueto vive questa nova vita com Dio in modo pieno della presenza do Signore. Romani 12, 17 e 19 dice così: non rendete a nessuno, che cosa? Male per male. Non fate le vostre vendette, miei cari. Quando qualcuno ti fa un male, tu fai che cosa? Eu devo fare il bene. Se io faccio male, non mi sono convertito. Non fate o male come una risposta ao male. Fate o bene come una risposta ao male. E se qualcuno ti fa o bene, fate o bene. Ossia, non fate o male. La vendetta non è con te, è con il Signore. Perciò un male non può appartenere a noi. O bene risponde ao male. La vendetta è qualcosa del passato. Ah, io non faccio più, non vado più in quella chiesa, non mi siedo di là perché c'è quello fratello. Calma. Dio já mi ha guarito di questo. Io posso guardare ogni persona perché io non ce l'ho nessun debito. Ci sono persone che non voglio vedere perché loro hanno un debito, ma io non ce l'ho. Non ce l'ho la vendetta e nem o male, è questo che io devo vivere. Perciò che la chiesa non è un luogo di diversione. La Chiesa è un luogo dove soffriamo, combattiamo. È un momento, tante volte pensiamo, ma nella Chiesa di Dio c'è questo, c'è. E se tu vuoi sapere che cosa più cattiva che c'è in questa Chiesa, posso fare un elenco di cose. C'è. C'è. E questa è la Chiesa di Dio. O tu está pensando che o cielo já è qua? Non è. Stiamo in preparazione, in formazione per arrivare alla presenza del Signore in santità. Ma qua nós estamos sofrendo. Perciò che Paulo stava esortando che quella chiesa a Éfeso poteva essere una chiesa vivendo la mansuetudine per vivere questa vocazione che Dio ha dato a loro per testimoniare di Dio pubblicamente. Perciò il mansueto apre la bocca per benedire, apre la bocca per amare, apre la bocca per dare vita alle persone ammalate. Tu sapevi che la persona al tuo fianco è una persona ammalata? E tanto? E molto. Ma tu sapevi che se tu guarda um specchio, tu sei lo stesso. E tanto. Ma apre la tua bocca per edificare la persona al tuo fianco. Gesù, in Matteo 11, 28 e 29, dice così:
venite a me. Prendete su di voi il mio giogo. E qual è l'altra parola adesso? Imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Eu não vorrei che voi imparate di questa predica, eu vorrei che voi imparate da Gesù. Venite a me, imparate da me, perché io sono mansueto. Eu devo imitar Gesù perché Lui è mansueto. Imparate da me. C'è una storia bellissima nell'Antico Testamento, due storie interessanti. Abraamo aveva fatto delle conquiste, ha portato il suo cugino per camminare per la terra assieme, ha fatto delle cose stupende Abraamo. E arriva un momento che c'è una crisi tra i pastori di Abraamo e di Ló. E c'era una crisi tra di loro. E che cosa Abraamo fece? Dovevamo separarci. Lui per diritto poteva, per anziano, per essere zio, io sceglierò la terra più fertile. Io andrò di là con i miei pastori, con i miei greggi, e tu andrai con l'altro posto. Che cosa fece Abraamo? Contrario, scegliete voi. Loro hanno scelto la terra più buona, che poteva produrre di più. Abraamo è rimasto nella terra più arida. Dio ha benedetto Abraamo. E tante volte noi possiamo e dobbiamo dire ai nostri fratelli: puoi scegliere. Ti piace questo? Fa. Perché non sto cercando la benedizione della terra. La benedizione è con me. O Signore che è con me. E tante volte noi stiamo cercando la benedizione nei posti, con le persone. Calma. La mansuetudine mi insegna diverso. Diritto è il Signore che è con me. È questo Signore. Perciò che Abraamo in quel momento potete andare nella terra più verde, più bella, perché il Signore è con me. E è questo che noi dobbiamo rispondere. Ah, pastore, non è così. Convertiti che tu vedrai che è così. È così. Mosè visse una esperienza bellissima anche. Mosè 12, 13, suo fratello e sua sorella volevano prendere il tappeto e mettere Mosè giù. Toglie l'autorità di Mosè. E la Bibbia dice in Numeri 12, 3, Mosè era un uomo molto mansueto, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. E quando lui stava rischiando di perdere, di essere o responsabile di quel popolo lì, lui non ha combattuto contro la sua sorella e contro il suo fratello. Lui è lasciato con il Signore. E il Signore ha fatto la vendetta. E interessante che dopo Numero 12, 8, o Signore ha risposto alla sorella e ao fratello di Mosè. Con lui eu parlo, como que fala o Signore com Mosè? Parlava? A tu per tu. Com chiarezza e non per via dell'enigma. Ele vede la semblanza del Signore. Perché dunque ve avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? O Signore ha risposto così, con Mosè, faccia a faccia. È con Mosè, faccia a faccia. È il Signore. Così Mosè, nella sua mansuetudine, è con il Signore. E tante volte sto cercando di difendere il mio diritto, il mio principio. È nel Signore. E perciò che Paolo scrisse, la vostra vocazione. La vostra vocazione è essere mansueti dentro della comunità di Éfeso e a Treviso. É não defender o vosso direito, é sofrer l'ingiuria, estar pronto a caminhar assieme. Dentro da comunidade, Paulo estava convocando a gente a comportar-se como mansueti in mezzo alla situazione della vita. E o brano continua. E dopo dice di umiltà e mansuetudine e a sopportare gli uni agli altri con amore. Che cosa fa la sedia con voi adesso? Sta sopportando il vostro peso, in modo che voi non vada per terra, cadesse per terra. Sopportare in amore le persone e non permettere che mio fratello e la mia sorella cadano per terra. Sopportare in amore è proteggere mio fratello e la mia sorella in amore.
è mantenere questo fratello e la sorella saldi in amore. È questo che il Signore ci insegna. Perciò noi dobbiamo essere pronti a morire per dare vita alle persone. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Figlio Gesù per morire per noi. Quando eu amo, eu sono pronto a morire. Ah, eu amo la Chiesa, sei pronto a morire? No, così tu non ami. Ah, eu amo la mia moglie e mio marito, sei pronto a morire por loro? No, tu non ami. Eu só posso amare quando sono pronto a morire per quella persona. E pronto a morire per quella persona è abbandonare tutto quello che io sono come persona nella carne e permettere che lo Spirito Santo mi guidi. Se eu non sono pronto a morire per una persona, eu non amo. È lì che è l'amore. E è quello che Paulo stava dicendo, umiltà e mansuetudine, sopportando negli altri in amore. Se io non amo, eu ainda não ho conosciuto Dio, perché Dio è amore. Perciò io devo vedere il significato di amare dentro della Chiesa. E qua c'è il testo di 1 Corinzi 13, 4-7. Questo brano non è per matrimonio, questo brano è per la Chiesa. Perché 1 Corinzi 12, 14, la Chiesa di Corinto aveva un grande conflitto. E Paulo inserisce questo prezioso capitolo dell'amore. Così dentro della Chiesa, che cosa è l'amore? Che cosa devo vivere? L'amore è o che cosa? L'amore è paziente. L'amore è benevole. L'amore non... Ah, loro hanno fatto, io no, loro hanno fatto, io. L'amore non invidia. L'amore non... Ah, ho fatto questo palco, che meraviglioso. Hein? Io, che tu? L'amore non si vanta, non si gonfia, ma si comporta in modo, non si comporta in modo sconveniente. Non cerca il proprio interesse. Non si inasprisce, não addebita il male, non gode della ingiustizia. Immaginavo, meritavano. Non gode con l'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Ah, l'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Volete una definizione più chiara dell'amore che deve avere tra di noi? È qua. Non basta avere in testa, deve avere in modo pratico, stile di vita. Quando esiste questa parola sopportare, sono tutte queste parole di che cosa è l'amore che io devo manifestare verso i miei fratelli e mie sorelle qua. E deve essere mantenuta per non crollare. Perché quando si manifesta questo dentro della Chiesa non crolla. Quando io manifesto questo, la Chiesa si resiste. È la Chiesa che deve essere salda, perché la Chiesa è l'unica organizzazione in questo mondo che ha la potenza dello Spirito Santo di Dio per testimoniare di quello che Cristo fece sulla croce per noi. E la Chiesa è l'unico gruppo di persone che può fare questo, è la Chiesa. Perciò noi dobbiamo essere pronti a morire per la Chiesa di Dio. Ah, pastore, eu devo essere pronto, eu devo amare tanto questa Chiesa, ma devo amare tanto questa Chiesa, ma devo amare tanto questa Chiesa, che devo essere pronto a morire per questa Chiesa. È questo il principio. E non è Chiesa Battista Agape, sono le persone qua. Sono le persone. E devo amare tanto le persone che devo essere pronto a morire per le persone di qua. Altrimenti eu non amo. Questo eu non amo. Io devo amare. Perciò senza la Chiesa il valore di Cristo non saranno visibili. I valori di Cristo saranno visibili tra di noi. La gente fuori dirà, c'è qualcosa diverso. C'è qualcosa di diverso. E è quello che vorrei scoprire. E è l'amore di Cristo. Noi dobbiamo manifestare il valore più alto. E questo valore è di Cristo. O grido di Paulo in carcere in quel momento era, tra virgolette, come si dice, carissimi, è l'ultima cosa che eu devo farvi. Eu non posso farvi neanche una chiamata via WhatsApp, neanche una chiamata via iPhone, eu non posso farvi perché non ce l'ho un iPhone qua. Perciò vi lascio questa lettera. Comportatevi
in modo degno della vocazione che vi è stata chiamata. Io vi lascio questa lettera, io vi esorto a questo. Perciò che Paolo inizia questa esortazione a Efeso gridando per questo, per quella chiesa. Fate questo per me perché io sono in carcere, ma fate questo di più per Cristo che ha sofferto per voi e ha morto sulla croce. Fate questo, chiesa. Non esiste cristianesimo senza l'amore in mezzo alla gente, alla comunità. Non esiste cristiano senza un completo inserimento nella vita della Chiesa. Non esiste un cristiano che non è pronto per morire per questa causa e per i fratelli e sorelle che sono qua. Noi dobbiamo essere pronti a morire per questo. Perciò Paolo stava dicendo, sono un prigioniero? Sono stato con voi? C'è la Chiesa a Efeso? Adesso sono in carcere. Non so quale sarà la mia fine e forse non vi vedrò più. Ma io lascio questa esortazione. Chiesa, è così. Altrimenti noi non siamo Chiesa. È così. Amém? Siete pronti a morire per tuo fratello, tua sorella, al tuo fianco? Può dire, sono pronto a morire per te. Se serve adesso, ti porto a mangiare. Se serve adesso, faccio questo per te. Se serve andare a casa tua per pulire la tua casa, sono pronto a fare questo. Se serve adesso, sono pronto qua per te. È questa la Chiesa di Dio. Se non è questa la Chiesa di Dio, non è la Chiesa di Dio. Preghiamo. Paolo era in carcere, ma loro là erano liberi. Noi siamo liberi adesso per manifestare tutto questo. Paolo desiderava tantissimo essere in mezzo àquela chiesa, ma lui era mansueto e si è lasciato guidare dallo Spirito do Signore e non si lamentava perché era in carcere. La mansuetudine è quando manifestiamo uno verso gli altri. Grazie. Grazie ao Padre perché tu ci dai tanto regali. E é um privilégio. E não há dúvida que um regalo più prezioso que tu me dai é a persona ao meu fianco qua. É meu fratello, é a minha sorella. Não posso trascurare veramente o regalo della salvezza, della sofferenza, della morte di Cristo Gesù sulla croce, la vittoria sulla morte. Ma avere una persona ao meu fianco è un regalo prezioso. Io ti ringrazio, Padre, perché tu mi dai questa persona in modo che io possa sviluppare, imparare ad amare questa persona, a sopportare, a essere mansueto. Grazie, Padre, perché lo Spirito Santo è in me. E non sono più io che vivo, ma è Cristo in me. Io posso essere, con la mia morte e con lo Spirito Santo in modo abbondante in me, io possa parlare, edificare questa persona al mio fianco. Grazie, Padre, perché tu mi insegna questo. E adesso io devo vivere questo. Grazie perché Cristo Gesù stesso ha detto, venite a me. Sono mansueto, imparate da me. Tu mi hai insegnato, io devo imparare e devo mettere in pratica. Benedice, o Padre, ciascuno di noi e la tua Chiesa qua presente. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Dá um abraço na persona do teu fianco. E pode dire a questa persona, può contare su di me. Io sarò mansueto con te, ok? Io sarò mansueto con te, ok? Che tu possa edificare le persone al tuo fianco. Amém, Chiesa? Momento di offerta, momento di decima, momento che dove il mio diritto già è andato via, è un momento di essere mansueto. Che io non è che sono d'accordo o non sono, io sono obbediente al Signore. Momento di decima, di offerta. Come avete visto, in questo periodo abbiamo fatto tante cose in questi 2 mesi. Climatizzatore, palco,
Abbiamo cambiato tanta la parte del suono qua e tante cose state fatte qua in chiesa questi 2 mesi e grazie a Dio abbiamo dei fratelli e sorelle preziosi. Ok? Non dirò nome perché voi sapete che ho difficoltà di dire i nomi quando le persone fanno cose belle, ma voi sapete. Abbracciate questi fratelli e sorelle, ma date un grande abbraccio e vi do un'altra sfida, invitate loro a mangiare a casa tua, ok? Ok? Offre lá um pranzo, una cena, una colazione, perché loro sono persone preziose all'opera del Signore e hanno fatto tante cose. E è bello, e fanno per il Signore, con la mansuetudine. Così quanto è bello vedere questa offerta al Signore. E non possiamo fermarsi come Chiesa, e stiamo andando avanti. E stiamo andando avanti e facendo delle cose stupende che il Signore sta facendo. E così possiamo fare la contribuzione adesso alle 10 offerte. È la nostra responsabilità. Perché è il Signore che prende cura di noi, non sono io. Io non sono schiavo di questi soldi. Sono libero per servire al Signore. Facciamo con gioia, con allegria e con entusiasmo. Amém? Amém, Chiesa? In piedi. Qual è il cantico? Vieni, questo è il tempo. Vieni, questo è il tempo di offrire, di servire. Facciamo questo con gioia e allegria. Ok, andiamo. Questo è il tempo per adorare. Vieni al tuo cuore consegna. Vieni così come stai per adorare. Vieni così come stai davanti al Padre. Vieni, ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che tu crederà, il tesoro più grande avrà. Questo è il tempo per adorare. Vieni a Lui il tuo cuore consegna. Vieni così come stai per adorare. Vieni così come stai davanti al Padre. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che lo crederà, il tesoro più grande avrà.
cuore consegna. Vieni così come stai per adorare. Vieni così come stai davanti al Padre. Vieni. Signore, ti ringraziamo Padre per queste decime, per queste offerte, e sempre ricordando che, come abbiamo appena cantato, tu sei il tesoro più prezioso che abbiamo, Signore. Chiunque crede in te e ti riceve, Padre, è la cosa più importante della propria vita, Padre. E io ti ringrazio perché ogni giorno dimostri il tuo amore per noi, ogni giorno, ogni mese in cui ci arriva lo stipendio, ogni mese in cui abbiamo un lavoro, abbiamo un modo per poter andare avanti, Padre. Tu dimostri il tuo amore nei nostri confronti, Padre. E ti ringrazio perché nelle difficoltà tu sei insieme a noi, nelle difficoltà tu provvedi alle nostre necessità, Signore. E ti ringrazio per ogni fratello che questa mattina ha potuto dare a te questa lode, questa adorazione, ha potuto dare le sue decime offerte, Padre, perché tutto quello che abbiamo viene da te. Tutto viene da te, Padre, e io ti ringrazio per questo momento meraviglioso di adorazione, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedere. Come Chiesa, eu penso que nós abbiamo vissuto un periodo molto di sofferenza e di dolore in questi ultimi 30 giorni fa. Ma oggi stiamo qua per ascoltare le testimonianze. George, vieni qua. Porta Olivia assieme, venite insieme, voi due qua. Jonas mi sembra che porterà voi due, no? Vai Jonas. Ok. Loro vogliono raccontare alla Chiesa quello che loro hanno vissuto in questo periodo, ma una testimonianza fortissima alla gloria del Signore. Lascio la parola a George, a Olivia. Buongiorno Chiesa. Sono 12 anni, io sto aspettando per fare figli. Finalmente ho rimasta incinta. Io sono molto contenta. Ho detto, Dio, si guarda questo figlio fare opera di te, fare sua opera, perché ho rimasta molto contenta. Quando io sono 28 settimane, ho visto se la bimbo non gira più, a me subito andare all'ospedale. Allora ho visto si è fermato la cuore, è morto lui. Quindi devi nascere, questa bimbo è morto. La dottoressa mi ha chiesto, tu vuoi vedere questa figlia? Ho detto sì. Dopo loro mi ha portato, quando io nascere questa bimbo, loro mi ha portato. Io ho guardato lui, ho tenuto da mia mano così, mio braccio così. Dopo ricordare se è Dio, qualsiasi cosa è Lui è Dio. Quindi ho cominciato ad adorare Dio. Ho fatto tante canzoni, ho cantato tante canzoni, quasi un'ora ho tenuto la bimbo da mia mano così, adorare Dio. Perché non ho parola, è Dio, qualsiasi cosa è Lui è Dio. Quindi ho cominciato ad adorare Lui. Ma una cosa ho visto, se tutta l'infermiera, anche la dottoressa è venuta a guardare a me, nessuno mi ha fermato. Ho dimenticato se anche io sono da ospedale, ma nessuno mi ha fermato. Una dottoressa è venuta a parlare con me, ho detto, se guarda, io non credo in niente, non credo in Dio, non credo in niente, ma io lo so se la cosa tu credi sono molto, molto forti. Quindi lo so se un giorno tu tornerai a questa ospedale incinta ancora. Quindi ho fatto tante cose, ma non riuscire a capire, ma lo so una cosa, perché ho detto se Dio, ho promesso se mio figlio fare sua opera. Lui è morto da mia mano stamattina, ma ho visto se anche lui ha fatto sua opera. Perché tutti la dottoressa, tutti gli infermieri sono venuti a guardare. Loro non hanno parola, perché loro mi hanno detto, tu sei una donna, hai un fede molto grande. Tuo Dio è Dio grande, perché loro pensato sì, io devi piangere, devi sgridere, devi fare tante cose, ma ho tenuto la bambina così per adorare Dio. Oggi sono un mese ho perso lui, ma sono qua per cantare questa canzone per adorare Dio. Amen.
I love you, Lord, for your mercies never fails me. All my days I have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life You have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Possiamo stare in piedi in questo momento di lode? Running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. And your goodness is running after, it's running after me. all my life. Of my You life. have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you are my Father. I know you are so friend. Oh, I am In the goodness of God. all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I will sing in the goodness of God. Amém. Avete provato quando? Oggi solo, né? Meraviglioso quando lo Spirito Santo riempie e fa la opera. Dio consolando. Jonas, vieni qua. Vieni qua. Prega per questa coppia qua, loro ti hanno adottato. Caro Padre, prima di tutto vorrei ringraziarti, Signore, per vivere questo momento, Signore, di fede, veramente di fede. Vedere questi due fratelli, figli tuoi, Signore, adorare a Te e non perdere mai la fede, Padre, non hanno mai perso, Padre, anzi, Ti hanno lodato con gioia, con amore e hanno fatto vedere, Padre, all'Italia, a quell'ospedale, che esiste un Dio che tutto può, un Dio grande, Signore, che sei Tu. Grazie, Padre, per il Tuo amore, per la Tua misericordia, per questo momento, questa gioia di vedere loro lodarti, Signore. Ti ringrazio in nome del Tuo Santo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, Signore, che è il Dio Supremo, soberano, Signore. Amém, Signore Padre. E vorrei anche approfittare questo momento per ringraziare tutta la Chiesa
e appoggio che hanno dato questi due fratelli, Padre. Siete stati vicini a loro in ogni momento e loro mi hanno chiesto di ringraziare a voi per questo. La Chiesa è questo: unione, amore e fratellanza. Grazie a voi. Amém, potete accomodarvi, grazie. Ok, preparatevi al prossimo canto, voi due, ok? Ok, grazie. Ok, gli avvisi. Prossima domenica, culto di Páscoa, staremo celebrando. Não dimenticare che cambia l'orario, così si deve dormire una ora di meno. Sempre facciamo di consueto o culto alle 8 e dopo la colazione alle 9:30. Questa volta facciamo una inversione, perché altrimenti mangiare alle 10:30 sarà la gente avrà fame. Così noi faremo la colazione qua alle 9, già è tutto pronto, sarà tutto pronto, ok? Alle 9 del mattino. Così staremo mangiando, staremo insieme e verso alle 10, 10 e un quarto, 10:30, quando percepiamo che già è tutto sistemato lá con la colazione, iniziamo il culto, ok? Così noi non sappiamo se il culto vai iniziare alle 10, alle 10:30, non di più, ma noi vogliamo veramente vivere una esperienza come Chiesa, come o Jonas ha parlato adesso, come Agape, di stare assieme qua, mangiare, chiacchierare, parlare, stare assieme e dopo lodare, glorificare, offrire questo culto ao nosso Dio. Alle 9 saremo qua già tutto pronto. Punto importante, noi staremo inviando adesso a tutti i piccoli gruppi quello che si deve portare da mangiare e da bere. Chi non fa parte di un piccolo gruppo? Patrizia, dove sei? Patrizia, Jonas, Clélia, ok? E loro, voi tre, no? Potete parlare con voi, con loro tre. Posso portare un succo, posso portare un pane, caffè. Parlate con loro, ok? Se tu non fai parte di un piccolo gruppo, parlate con loro, che così vogliamo vivere questa esperienza anche di offerta, ok? Se tu fai parte di un piccolo gruppo, tu riceverai tra poco quello che tu devi portare. Se tu non fai parte, potete parlare con Patrizia, Jonas e Clélia, ok? Per questo. Abbiamo bisogno di manodopera, Jonas, per sistemare i tavoli là, tutto a posto, mi sembra, no? Per domenica prossima. Prossima domenica, quando finisce il culto, ok, gli uomini per sistemare un po' le situazioni. Patrizia, mi sono dimenticato qualcosa? Ah, sì, per portare le cose non arrivare alle 9. Grazie. Se tu devi portare qualcosa, già devi arrivare qua alle 8, va bene, no? 8:30. L'altro giorno è giorno festivo, si può dormire di più. Ma se potete arrivare molto di prima a portare le cose in modo che possiamo sistemare, ok? Così non portare alle 9, per favore, ok? Se deve portare una torta o caffè, arrivate prima, ok? Va bene, ringrazio a tutti di ieri sera, bellissimo incontro di coppia qua, grazie a Dio, la Chiesa viva e è prezioso vedere questa camminata che stiamo facendo anche con le famiglie. Molto bello ieri qua, molto intenso, molto bello, mi è piaciuto tanto ieri. Quante coppie. Gli altri avvisi, non so, culto di Pasqua, ok? Campeggio dei ragazzi, tutto a posto? Ok, già avete fatto le vostre iscrizioni? C'è anche il campeggio di preadolescenti e bambini, ok? Avanti. Ok, non dimenticare di raccolta. Hoje è la terza domenica, ok? Mangiare, portate prossima domenica qualcosa da mangiare che stiamo consigliando alle famiglie. Ok? Stiamo facendo con l'altro comune un accordo, ok? Avanti, preghiera prossimo giovedì alle ore 8 presenziali qua in chiesa, ok? Alle 8 presenziali qua. Culto domenicale? Finito? 1 maggio, grazie. Servire o Signore non è una storia molto semplice, e voi sapete. Così noi stiamo lavorando com um grupo musicale, 1 maggio, passare una giornata qua completa. Se tu fai parte della lode, dell'adorazione, con mixer, con a proiezione, tutte quelle che sono in questa area, faremo un incontro qua tutta la giornata 1 maggio, ok? Sarà un incontro formativo, ma anche un incontro di comunione, di stare insieme. C'è una grigliata, mi sembra che c'è la picanha, no? Ok, offre Marcelo, va bene? Ma vogliamo passare qua tutta la giornata, 1 maggio, ok? E staremo lì per camminare insieme e offrire al Signore o meglio. È molto importante questo senso, ok? Qualche informazione, se tu non fai parte ancora do ministério, potete parlare con Marcelo. Tu puoi parlare con Marcelo e così lui spiegherà come funziona, ok?
Basta? Grazie. Finire il culto sopra il palco, interessante, ok? Ciao, Dio vi benedica. Buona domenica.